Amici telespettatori, siamo sempre nella rubrica dei cuori solitari e indovinate un po', questa sera vi voglio presentare un altro ragazzo che cerca la sua anima gemella. Ciao, come ti chiami? Sono Nino Tombarello. Come hai detto? Nino Tombarello. Nino Tombarello. Di dove sei, Nino? Di Contrada Gesù, State di Marsala. Quindi sei di Marsala. Sì, di Marsala. Quanti anni c'hai? 31 anni. 31. E cerchi la tua anima gemella? Cerco la mia anima senza, puntualmente. Puntualmente. Sì. Va bene, Nino, ascolta, dimmi, come dovrebbe essere questa tua ragazza ideale? Ma seria, all'antica, di sani principi, l'anima gemella potrebbe essere anche bella, simpatica, che sappia cucinare, che è alta, snella, bionda, mora, occhi neri, capelli neri, capelli biondi, oppure, anche se non c'è, qualche Adamo potrebbe essere anche buono e bene. Qualche? Possibilmente anche qualche Adamo. Adamo. Eva no. Evano. Solo Adamo. Evano che dobbiamo dire? E Adamo che vuol dire? Adamo, per esempio Giulia Adamo, Vina Adamo. Ah, tipo una che assomiglia a Giulia Adamo. Per esempio la princessa Adamo. Ti piace qualcuno che somiglia? Che somiglia, oppure che è precisa Adamo, per esempio Adamo ed Eva, per esempio. Non so. Adamo ed Eva? Per esempio. Adamo o Eva? Adamo. Adamo. Esatto. Vabbè, hai detto che ti chiami? Nino Tombarello. Nino Tombarello e c'hai 31 anni. Esatto. Va bene Nino, ascolta, tu sai che naturalmente presentandosi qui nella rubrica dei cuori solitari, ma soprattutto nei tipi strani, Sì. è giusto, tu dovresti saper fare le imitazioni. Esatto. Tu mi hai detto che sapevi fare delle imitazioni. Esatto. Che tipo di imitazioni, Nino? Quello di Alberto Sordi. Sai imitare Alberto Sordi? Voi lavorate? Io non lavoro! Quella di Totò, per esempio. Quella di Totò sarebbe. Allora, quella di Totò. Io non nacqui, però. Come? Aspetta. Io non nacqui come? Non lo so, se non lo sai tu. Aspetta, non ci penso, ma scuidai. Onestamente io non nacqui. Onestamente io non nacqui. Uguale. Siamo mai nati. Totò, hai detto? Totò. E Alberto Sordi? Alberto Sordi. Per esempio. Allora, io del molto però, non è che. Alberto Sordi? Molto, Da poco. è da poco, esatto. Per esempio, Importante questo. Esatto. Per esempio. Tu lavori, io non lavoro. Tu sei figlio mio tu, basta. Questo era Alberto Sordi. Alberto Sordi. Sai imitare qualche altro personaggio? No, puntualmente no, non penso più di Va bene, ascolta. qualcuno, non se ne faccio ricordare qualcuno. Esatto. Eros Ramazzotti lo sai imitare? Sì. E ci sei adesso tu. Qua c'è qualche canzone I Belong to You? No, in bello io non lo so. No, perché c'era la ragazza. Esatto. Oppure un attimo. Adesso tu? Adesso tu l'hai detto. No. Adesso tu. Ma com'era? Adesso tu? Per esempio, comincia per esempio lei. Chi comincia? Per esempio comincia lei a cantare. Lei chi? Lei. Lei, io. Lei. Comincio a cantare io e poi tu? E poi come fa questa canzone? Quale canzone? Questa qua come fa questa canzone? Di chi? Questa Di Alberto Sordi? Eros Ramazzotti. Ah, Eros Ramazzotti, no Alberto Sordi. No. Può essere che c'era Alberto Sordi nel Ci mezzo. siamo. Ci siamo, se non ci siamo ci resteremo. Ci resteremo, esatto. Esatto, vabbè. Vabbè, Vuoi continuare con le imitazioni? Sì. Vabbè, che sai imitare? Gli animali li sai imitare? Sì. Tipo? Questo era il gatto. Questo è il gatto, il cane. Bu 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 bu. Continua? Bu 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 bu. Ecco il mio cane. Poi? Poi. Ma. Poi che adesso. Il gatto l'ha fatto, il cane pure. Cavolo. La pecora, la sai fare? La pecora. Beh. La capra. La capra? Precisa, figlio. Uguale. Esatto. La mucca? La mucca. Il toro? A toro, come il toro? Il toro è quasi uguale alla mucca, Esatto. solo che c'ha una voce maschile. Esatto. Toro. Aspettiamo? Questo era un toro arrabbiato o un toro? Toro arrabbiato. Un toro arrabbiato. Ascolta, mi devi fare l'imitazione di un toro seduto. Mentre un toro all'impiedi? Diverso. Questo, sì. Va bene, ascolta, fammi l'imitazione di un cammello. Cammello non lo so. Cammello Non niente. lo so. Allora, ascolta, l'ornitorinco. L'ornitorinco non lo so neanche se cose, ne per palla di idea. Il brontosauro. Non lo so neanche. La palandra. Non lo so neanche. La paonissa. Non so di cosa parla.
Va bene Nino. Hai detto che ti chiami Nino, sì. Nino. E c'hai sempre 31 anni. Sempre 3 anni, fino a prova contraria. Va bene Nino, quanto sei alto? 1,83. 1,83. 83. Quanto pesi? Sui 104 kg. Ah, una piuma sei. Bello Un leggerino. bello tostato, aspetta, una forza potente c'è. Da spingere qualcuno, voglio spingere. Va bene Nino. Ascolta. Peso va- massimo, sono un peso massimo. Un peso massimo. Esatto. Va bene, hai detto fai sport in particolari? Sì, calcio, ma un po' di tutto, diciamo. Ti diletti. Esatto. Va bene, ma facciamo vedere, ascolta, facciamo vedere alle telespettatrici Sì. il tuo sguardo, Sì. è giusto, mascolino che Esatto. c'hai. Levati gli occhiali e il cappello. Ok. Vediamo? Ok. Guarda le telespettatrici. Eh? Sì. Vedete il suo sguardo mascolino? Occhi verdi. Occhi State vedendo? Capelli castani. Capelli castani. Sguardo abbastanza Guardava. macio. Un cazzato rappato, ti posso militare. Va bene. Militare. Che lavoro fai, Nino? In campagna. Ora in campagna. Abbiamo un po' di azienda agraria, così la gestisco io, tutto io faccio. Va bene, Nino. Ok. Non abbiamo nient'altro da dire. C'è altro? No, Abbiamo- diciamo solo alle telespettatrici che Sì. ti vogliono contattare di chiamarti al tuo numero telefonico che Esatto. si vede in sovraimpressione. Tu lo vedi il numero? Non lo vedo. Come non lo vedi? E dove è il numero? Qua, non lo vedi? Sì, eccolo qua. Esatto. Lo devo A dire? questo numero, Lo devo dire? Lo devo dire? me lo dici dopo e io lo metto in sovraimpressione. Ok. Va bene, Nino? Ok. Ok, vuoi dire qualche altra cosa alle telespettatrici che ti stanno guardando? Viva l'Italia, abbiamo vinto i mondiali! Olè! Bravo Nino. Grazie. Va bene. Ciao amiche telespettatrici, un saluto da Alberto e un saluto anche da... Danilo Tombarello, un saluto, un bacione. Ciao. Ciao. Oh yeah.